Auguri natalizi a tutti e a tutte. È un appuntamento che si ripete, quello degli auguri natalizi, tutti ci scambiamo questi auguri. È anche vero che scambiandoci gli auguri di Buon Natale può capitare che ci dimentichiamo del festeggiato che è Gesù di Nazaret, del quale ricordiamo l'incarnazione e il suo passaggio su questa terra. Questo anno ci apre anche all'anno giubilare, che come tema ha pellegrini di speranza. Il pellegrino è colui che sa da dove parte e ha una meta da raggiungere. Per i credenti questa meta è la Gerusalemme nuova, è la pienezza di vita, una pienezza di vita che proprio il Natale ci ricorda che dobbiamo assumere, costruire e curare adesso. Pienezza di vita significa vivere le condizioni perché tutti possiamo stare bene. Possiamo stare bene secondo misura. Qual è la misura? Certamente una misura è che il bene possa essere per tutti, senza differenze, senza distinzioni, no? Quindi porre in essere quell'idea di bene comune, no? Che è l'insieme delle condizioni perché tutti e ciascuno possano realizzare la propria vita. E questo ha a che fare con il Natale, se no il Natale rimane un ricordino luccicante, ma vuoto, così come il Giubileo, che potrebbe ridursi a una serie di eventi belli senza radici. Nel messaggio per l'Avvento comunico tra l'altro questo passaggio. A nulla serve allora il Giubileo, ma io direi a nulla serve la festa di Natale, se non siamo disposti a lasciarci coinvolgere in un vero cammino che ci riporti a Dio e agli altri. A Dio di Gesù Cristo, ma anche a quel totalmente altro a cui non diamo un nome, ma a cui tanti popoli aspirano. Ecco, non dimentichiamo l'apertura alla trascendenza, è quella che ci salva. Un vero cammino che ci riporti a Dio e agli altri. Chi sono gli altri? C'è una canzone che dice gli altri siamo noi. Ma soprattutto a quelli a cui pensiamo di non aver più nulla da dividere. Questo riguarda veramente tutti e ciascuno. Forse anche nelle nostre vite c'è qualche situazione con cui diciamo con lei non ho più nulla da dividere, e no, ci devo ritornare invece. No? È una sfida che riguarda i singoli e riguardano chi ha responsabilità di governo, amministratori della cosa pubblica, lontani e vicini pure.